Cari telespettatori, rieccoci anche quest'oggi insieme in diretta. Vi presento subito il nostro graditissimo ospite in carne e ossa qui con noi in studio, Matteo Ribon, segretario regionale CNA del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Rappresentando CNA quindi gli artigiani, una categoria di circa 20.000 persone, piccoli imprenditori del nostro territorio, avrà da raccontarci diverse cose rilevanti e importanti. Poi insieme con lui affronteremo anche la questione che tanti di voi ci hanno anche chiesto di approfondire bene nei limiti del possibile, perché non ci sono ancora decreti attuativi del super bonus, degli eco bonus, degli incentivi, di tutte queste cose qui. Però segretario, prima di entrare nel merito specifico vediamo un po' di inquadrare. Ce l'avamo visti sulla piattaforma Zoom, comunque lei in ogni caso era apparso nel cuore del periodo nero del lockdown, in cui si lamentavano varie situazioni. Dalla fase 1 e 2 siamo arrivati alla fase 3. Sì. Cosa sta succedendo adesso? E quindi le aziende che voi rappresentate, quindi sono tantissimi gli operatori, veramente tanti, cosa stanno vivendo? Come si sentono seguito, no, dai provvedimenti del governo, trascurate? Come la vedete? La fase 3 è una fase importantissima perché abbiamo vissuto un periodo complicato per le imprese, per i collaboratori e per tutto il tessuto dell'artigianato della piccola impresa. Nel momento in cui c'è stata la possibilità di ripartire con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco come sanno fare sempre le piccole imprese e gli imprenditori, hanno cominciato a riprendere l'attività cercando anche di districarsi una serie di normative, di dettagli organizzativi che hanno caratterizzato insomma le ultime settimane per cercare di contenere poi le problematiche. Devo dire che c'è grande entusiasmo ma anche una grande difficoltà a capire come sarà il futuro e come in qualche maniera si potrà proseguire nei prossimi mesi. Quello che preoccupa è anche il fatto che molti dei provvedimenti governativi, che sono stati comunque tanti e hanno messo sul piatto diverse opportunità, tardano poi ad arrivare a terra. È quello che abbiamo lamentato molte volte, c'è una difficoltà nella fase burocratica, nella fase attuativa delle cose che rischia di complicare un po' il lavoro degli imprenditori che stanno rimettendosi in moto e in qualche maniera hanno bisogno di un supporto che fondamentalmente non deve essere grande, enorme, ma deve essere in grado di dare quella spinta operativa che in qualche maniera consente alle imprese e agli imprenditori di avere un po' di respiro. Alcuni provvedimenti, ad esempio la questione dei 600 euro, eccetera, seppur semplici e seppur anche di poco conto, qualcosa che riguarda anche il fondo perduto, hanno in qualche maniera realizzato concretamente il ristoro, però tutto ciò non è sufficiente, soprattutto per progettare una rimodulazione dell'attività lavorativa che in molti settori deve essere proprio una riorganizzazione. Ecco, questo è importante. Ecco, mi parla appunto di molti settori, questo è interessante. Ci sono dei settori che secondo la vostra panoramica, il vostro particolare angolo prospettico sono stati maggiormente colpiti e quindi hanno difficoltà di riagganciare. Per esempio da noi c'è il settore turistico, cioè nel settore in generale degli imprenditori c'è quello turistico, no? Vi risulta qualcosa? Ecco, quando noi parliamo di turismo non dimentichiamo che per noi è tutto l'indotto, tutta la filiera del turismo. Noi abbiamo tantissimi artigiani che lavorano col mondo del turismo. Bravissimo, la filiera del turismo, se ne parla poco. La filiera del turismo infatti. Per noi è una filiera che va dalla parte del trasporto delle persone, ad esempio molto sono stati colpiti gli NCC, gli autobus che trasportano le persone, gli autobus scolastici, tutti quelli che in qualche maniera fanno un servizio di supporto al mondo del turismo e al mondo in qualche maniera che è stato fermo, come quello della scuola, facciamo un esempio tanto per semplificare la cosa. Accanto a questo ci stanno tutti gli imprenditori che lavorano nella realizzazione del mondo degli eventi. Tutto questo mondo degli eventi, moltissimi sono artigiani, dai fotografi a quelli che realizzano i costumi, a quelli che realizzano la parte del catering, cioè tutte queste filiere sono innervate da imprese artigiane e imprese artigiane che per loro natura sono di piccole dimensioni e hanno bisogno anche di in qualche maniera avere la possibilità di sviluppare in questi settori, in questi comparti un'attività che consenta loro di svilupparsi, di andare avanti e di lavorare.
Ecco perché ad esempio, a differenza di altri comparti, hanno avuto invece una caratterizzazione migliore. Parliamo ad esempio della parte manifatturiera. La parte manifatturiera è partita per prima perché? Perché un po' non è mai stata chiusa completamente. E questo è un elemento importante per alcune filiere. Forse, perché, certo, da tener conto anche per guardare in prospettiva cosa succede. Ne parlavamo fuori onda prima. Che certo. E secondo, perché comunque nella relazione con l'estero, o meglio con le filiere internazionali, in qualche maniera è riuscita ad avere la possibilità di, fino a quando non sono state chiuse anche altri paesi o altri comparti, di avere delle valvole di sfogo, e questo ha consentito comunque di lavorare degli ordini e continuare a lavorare quegli ordini che avevano lasciato fermi nei giorni di lockdown e che stanno portando avanti. Adesso il problema è quello di recuperare nuovi ordini per settembre-ottobre e di provare ad andare avanti su quello che è l'attività di recupero di nuovi ordinativi, ed è un tema interessante soprattutto nel legame con l'estero. Per prendere nuovi ordinativi una volta si facevano alle fiere, adesso si lavora molto anche con l'attività commerciale fisica che viene fatta nei vari paesi. Serve imparare a gestire anche questa parte qua, che consente di andare a prendere delle risorse e delle attività ordinative che riportano nel territorio ricchezza e operatività. Ecco, qua lei si è agganciato automaticamente alla domanda successiva: andare a prendere gli ordinativi, riallacciare certo. rapporti, e quindi lo spostamento degli imprenditori, dei lavoratori, di queste piccole realtà che magari sono strutturate ma non sono iperattrezzate. Noi abbiamo anche là ricevuto diverse mail da parte di telespettatori che sono imprenditori artigiani che trovano difficoltà nel restringimento di certe normative di controllo eccetera, perché dicono in questo periodo, in questa finestra in cui magari la situazione sanitaria almeno da noi è più tranquilla, per paura di quello che potrebbe succedere scongiurando la situazione a ottobre, stanno facendo tanti viaggi di lavoro, di scambio, vanno all'estero, tornano nell'ambito anche del brevissimo periodo, quindi senza neanche intercorrere una settimana, in paesi che magari possono essere un po' a rischio, e chiedono: dateci lumi al riguardo, perché non è una cosa semplice da gestire. Lo stesso rientro del lavoratore in azienda che deve raffrontarsi in un'assemblea per dare il responso di quello che ha detto un cliente o meno, insomma implica contatti, implica rischio. È comprensibilissima questo timore, questa difficoltà, perché il grosso delle attività, soprattutto delle piccole aziende, è quello dello spostamento molto spesso anche del singolo imprenditore all'interno dei contesti esteri, il tentativo di andare a affiancare l'attività commerciale. Qui io dico una cosa: non è bloccando la situazione che riusciamo a governarla, dobbiamo trovare delle formule in collaborazione, cioè c'è una responsabilizzazione che va fatta dal datore di lavoro che già deve essere responsabilizzato nella modalità con la quale lui si muove, si gestisce la relazione con gli altri, e soprattutto si può aiutare anche attraverso le tecnologie, attraverso alcuni strumenti che possono in qualche maniera essere utili, a monitorare la situazione, avere sempre sotto controllo cosa ha fatto l'imprenditore, come si è spostato, i contatti che ci sono stati. Questo deve essere un'azione che chi è in buona fede, i casi che ci sono stati hanno dimostrato anche atteggiamenti decisamente sbagliati proprio nell'approccio nei confronti degli altri e nei confronti anche della propria comunità. Chi è in buona fede è disponibile ad avere diciamo, a essere controllato, ad essere verificato, tracciato e verificato. Perché? Perché il suo obiettivo è quello di lavorare, di poter portare ricchezza alla propria comunità, e non ha nessuna intenzione di mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del proprio territorio. Lo vuole fare perché sa soprattutto che non vuole di nuovo tornare nella situazione di chiusura, di lockdown che abbiamo vissuto. Nessuno vuole tornare a quell'impostazione là. Questo è vero. Sai che cosa mi ha colpito? Una frase che ho letto appunto tra queste che sono arrivate, delirio di onnipotenza. Che era in un contesto molto interessante, in cui appunto si descriveva un po' l'imprenditore, il piccolo imprenditore che si è fatto da sé, tipico del nord-est, che ha affrontato tante situazioni difficili, non da ultimo la crisi del 2008 che è arrivata ieri, è finita ieri praticamente, si sta riprendendo, però ce l'ha fatta. C'è quest'altra situazione, ha superato l'inverno, ha superato il lockdown e tutto,
C'è quasi dentro di sé un delirio, tra virgolette, di onnipotenza, per cui non prenderà me, ma cosa volete, ma chi devo rispondere, faccio io, vado io, prendo, faccio io, mi arrangio, ma mi sposto, e questo a volte può portare a fare degli errori imperdonabili, che però non puoi frenare questa persona in questo momento di iperattività, e questo deve essere stato scritto, immagino, anche da un collaboratore, un dirigente che vede il proprio imprenditore che è in una fase ipercinetica, no? Che spaventa a volte. È comprensibile, perché fa parte del cuore del Nord-Est questa azione di tentare di trovare una soluzione, di tentare di far da sé, in qualche maniera reagire e provare a gestire una situazione anche complicata. Ciò non toglie che comunque sia serve un'azione di rispetto per la propria comunità e serve un contenimento anche nell'ambito delle regole del monitoraggio. Questo non può prescindere, ne va della tenuta del sistema. Se noi siamo riusciti in queste settimane, in questi mesi, grazie a un'azione, io dico, di più soggetti, cioè miscelata tra il pubblico e il privato, di una responsabilità congiunta, a contenere e quasi azzerare i casi in un territorio, in questa regione, rispetto ad altre situazioni, è perché ognuno ha rinunciato a un pezzettino e ha messo la propria responsabilità perché crede nel proprio territorio. Allora, con quell'approccio lì, credo, faccio l'esempio pratico con il quale abbiamo, assieme alla Regione, steso i protocolli per la riapertura della fase 2, dato la disponibilità delle aziende per quanto riguarda la parte della sperimentazione, del monitoraggio con l'Università di Padova, eccetera. Queste cose qui sono state fatte dalle imprese, dagli imprenditori di questo territorio qui, che nella maggior parte sono disponibili a collaborare in un'azione che consenta loro di lavorare meglio possibile e di tornare ad una fase di normalità, tenendo sempre sott'occhio che il virus non è sparito completamente e che comunque va monitorato. Questo è l'approccio che noi cerchiamo di stimolare anche nei nostri associati e credo in tutti gli imprenditori del Veneto che si sentono responsabili. In questa fase 3, ecco, c'è la pubblicità. Allora, prima di farle la domanda, perché dopo sennò implica anche una risposta, andiamo in pubblicità, poi torniamo di nuovo insieme anche con i nostri telespettatori, quindi restate con noi tra poco.